appassionati del grande basket italiano, benvenuti al T Quotidiano Arena di Trento, Dolomiti Energia Trentino, Estra Pistoia. Beide si prende il primo poster della partita. Attenzione all'alley-oop che stavolta funziona. 4-2 Trento. Baldwin tiene aperto il palleggio, poi classico cambio di mano andando verso la lunetta. Willis rimane isolato contro Forrai, scarica proprio Amor che naturalmente non sbaglia. 11 pari. Mancano 2 secondi allo scadere dei 24. Il problema è che c'è Moore già dall'altra parte. Lascia lì per Ogbeide che segna col brivido. Baldwin va in fondo, mano destra, errore. Cook prende il rimbalzo, riapre fuori. Hub, finta, si separa. Prentice Hub. Palla giocata su Mooney che palleggia sul piede di Cook. Prova a tuffarsi del chiaro che poi trova l'assist per Moore. Che giocata di Saccaggi! Alveti sistema le cose rubando la palla e andando a segnare. Ellis benissimo per Alviti. Piedi a posto. Meno 4, ma il problema è che ora c'è Willis attivo della Rosa dall'angolo. Riceve e segna la tripla che risponde ad Alviti. Sta per tornare Whittle per l'Estra. Bel lavoro di Della Rosa che si spazia per la tripla. Pistoia al massimo vantaggio. Nuovo blocco di Biliga. Arresto di Baldwin che alza per Biliga. Super giocata. In attacco abbiamo segnato tanto, abbiamo subito 42 punti, dobbiamo mantenere questa difesa e adesso mancano 20 minuti, daremo tutto. Forrai si mette in gara con una gran tripla. Ogbeide riceve dentro, ribalta Whittle, Moore, tutto di tocco, tripla di Willis. Niente da fare, giocano in maniera perfetta. Willis è il suo momento, guarda Hub, manda via Ogbeide e tira dal logo. Forte Biliga, Moore vuole Ogbeide, riceve Ogbeide che si protegge e va a segnare. Baldwin osserva la situazione, cerca la lunetta, trova Biliga da 3 punti. Braccia interminabili per Ellis, blitz di Alviti, Varnado resta da solo, Cook è in ritardo e niente da fare. Senza Willis e Moore ci pensa Varnado. Baldwin resiste, alla fine scarica per Hub che segna la tripla del meno 8. Il palleggio di Hub, l'alzata per Cook. Della Rosa osserva Varnado, cambia idea, va di là, Saccaggi. Vediamo qui Mooney alla grande a rubare la palla dalle mani di Saccaggi. Pizzico di fortuna per l'Estra, adesso Varnado vuole del chiaro, fallo e canestro. La fiamma dell'entusiasmo, qui arriva la stoppata di Ogbeide, il recupero, Moore, campo aperto, spazza via tutti e si appoggia al vetro. Un'altra volata, più 13. Se questa, diciamo, non è l'azione che chiude la partita. Moore se la tiene, Ogbeide arriva, Moore spara e segna anche questo. Vince clamorosamente, soprattutto per l'entità del punteggio. Una partita veramente perfetta
per la squadra di Brienza.